Nessuna salita possibile sul ghiacciaio della Marmolada, ma il punto di osservazione scelto dalla carovana di Legambiente in quota con gli esperti del Comitato Glaciologico Italiano racconta il suo stato di agonia. Io l'ho visto un ghiacciaio sempre più ridotto, risicato. La montagna è sempre bella, ma questo gigante di ghiaccio sta sparendo a vista d'occhio. Gli scienziati del Comitato Glaciologico Volontari, che ogni anno misurano 100 ghiacciai sulle Alpi, confermano come non ci sia più tempo da perdere. Tutti i ghiacciai in questo momento sono in una fase di fortissimo ritiro e la Marmolada in particolare ha registrato in poco più di un secolo una diminuzione del 90% del suo volume e più del 70% della sua area. Il ghiacciaio della Marmolada è destinato a sicura morte, tempo di vita stimato 15 anni, spiegano gli esperti che hanno notato un'accelerazione dei fenomeni di fusione negli ultimi 10 anni. Dagli anni 50 noi abbiamo perso quasi 50 metri di spessore di ghiaccio e quel che è importante osservare è che se consideriamo il periodo 1950-2010 un terzo del ghiaccio se n'è andato in questo arco di tempo e i 2/3 di questo volume sono scomparsi solo negli ultimi 10 anni. Negli occhi di tutti le tragiche immagini del distacco del 3 luglio, costato la vita a 11 persone, appassionati della Marmolada, donne e uomini che la montagna la amavano e conoscevano. Nessuno vi è più salito da quel tragico giorno, ma i dati forniti da aeromobili e satelliti permettono di ricostruire l'accaduto. Per quanto riguarda le cause scatenanti, sicuramente la temperatura molto alta, quindi questo vuol dire una grande produzione di acqua di fusione che attraverso i crepacci è stata immagazzinata in questo piccolo ghiacciaio sospeso e quindi il peso dell'acqua, la pressione sulla superficie basale e tutta una serie di altri fattori combinati insieme di fatto hanno determinato l'esito finale che è stato quello del collasso. Una massa che si è staccata franando sulla via normale, il tutto in un minuto. Il fronte era abbastanza ampio, quindi è stato molto difficile evitarla e quindi sono stati investiti in pieno. Poi ha percorso un altro chilometro e mezzo e dopo 2 chilometri e 300 metri circa si è arrestata appena sotto il pian dei fiacconi. L'evento tra l'altro è stato misurato dai sismometri, quindi la quantità di energia che è stata liberata era significativa e corrispondente a un terremoto di magnitudo 0,6.